Arianna è tetraplegica dall'età di 3 mesi, la chiamano la bimba di legno, oggi ha 16 anni e i suoi genitori potrebbero ottenere presto un risarcimento, ma al TG3 dicono non smetteremo di lottare. Il nostro inviato Riccardo Porcu. Questo è benissimo, 40 giorni. Quando dispone le foto sul tavolo, Eugenio sembra quasi volercisi aggrappare. I momenti prima che tutto cambiasse 17 anni fa. La figlia Arianna, appena nata, sorride. Lo fa ancora oggi, ma non parla, non cammina, non vede. Tetraplegica da quando aveva 3 mesi, dopo un ricovero al Cardarelli di Napoli e un sedativo dato per errore. Il padre le tiene la mano, lo fa giorno e notte, come la moglie. È una bambina che vuole lottare, pure lei vuole vivere. Stanchi no, perché ormai ci siamo abituati. È una vita che facciamo questo e lotteremo fino alla fine sicuramente, fino a quando non moriamo. La chiama ancora bambina, anche se tra un mese farà 17 anni e il suo corpo ha tutti i segni e le necessità di un adolescente. L'hanno chiamata bimba di legno, un nomignolo che non piace alla famiglia, come le attese. Da 16 anni aspettano giustizia, da 2 il maxi risarcimento, 3 milioni di euro, che da sentenza di primo grado il Cardarelli deve alla famiglia Manzo. Soldi mai arrivati, sospesi. Adesso il presidente della regione Campania, De Luca, ha dichiarato di voler arrivare a una soluzione stragiudiziale. Io non conosco la voce di mia sorella, non so mia sorella cosa pensa di me. La vita di mia sorella non ridanno né 3 milioni, né 10 milioni, né 30 milioni. La vita di mia sorella è stata persa ormai. Sul frigo ci sono i magneti, città e paesi qui però sono il ricordo di un tentativo, non un souvenir. Israele, Stati Uniti, Milano, sempre per cercare un modo per far soffrire meno Arianna. Può essere che è stato anche un errore umano, però per me è un errore disumano perché i medici studiano per quello, lavorano per quello e hanno l'obbligo di salvare le vite, invece a noi e mia sorella l'hanno rovinato. Si intitola Canzone, il libro